Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Omicidio a Palermo, muratore 32enne ucciso a colpi di pistola per non aver pagato l'affitto. Fermato il padrone di casa. Voglio risolvere la questione, aveva scritto ai familiari l'omicida che in serata ha confessato. Tra Catania e Marsala sulle auto a noleggio viaggiava così la cocaina attraversando l'intera Sicilia. 11 gli indagati, 7 arresti. Corleone non vuole il figlio di Riina, il comune approva un ordine del giorno sull'allontanamento del figlio del capomafia che non ha mai preso le distanze da Cosa Nostra. Il sindaco sottolinea la sua presenza suscita timore e preoccupazione. La Calabria, ultimo rifugio di Messina Denaro prima di Campobello. Alcune intercettazioni confermano stretti rapporti con l'Andrangheta da parte dell'ex Primula Rossa che intanto in carcere ha incontrato Lorenza Lagna, la figlia che non ha mai riconosciuto. Il bilancio del presidente dell'Ars Galvagno dopo i primi 6 mesi di legislatura regionale: non avallerò norme a rischio impugnativa, assicura, e in risposta alla polemica sull'aumento dell'indennità annuncia la devolvo in beneficenza. Calcio, Catania pronto per la Pool Scudetto, si comincia domenica in casa col Sorrento, sarà l'ultima gara stagionale al Massimino prima dei lavori sul manto erboso. Pallanuoto femminile, l'Orizzonte vince i rigori, gara 2 della finale Scudetto con la SIS Roma. Di nuovo bentrovati, la cronaca dunque in apertura del nostro telegiornale. L'inquilino uscito di prigione a giugno non paga l'affitto, il padrone di casa lo attende di buon'ora e gli spara. Un uomo di 32 anni è stato assassinato nel quartiere Bocca di Falco a Palermo. Per il delitto i carabinieri hanno fermato il 77enne proprietario dell'abitazione che aveva lasciato una lettera ai familiari. Vado a sistemare la questione dell'affitto, aveva scritto. Sentiamo Manlio Viola. Era uscito di prigione a giugno Aleandro Guadagna, il giovane di 32 anni, assassinato oggi davanti al portone di casa, la casa che aveva in affitto. Per mestiere faceva il muratore, ma il suo nome era spuntato in un'inchiesta su una rapina ad un anziano non vedente. Guadagna e i complici avevano finto di essere dei postini e di dover consegnare un pacco, si erano introdotti nella casa del disabile, lo avevano sequestrato e rapinato, secondo le accuse. A incastrare il presunto bandito furono le impronte lasciate sul pacco usato come stratagemma per farsi aprire la porta dalla vittima. Da quando era uscito di prigione viveva in quella casa di Bocca di Falco, quartiere periferico di Palermo, dove oggi ha trovato la morte, ucciso secondo gli inquirenti dal suo padrone di casa. Alla base del conflitto che ha portato al delitto ci sarebbero le mensilità di pigione arretrata e non pagate. Il padrone di casa che oggi l'ha ucciso è stato di fermo e sotto interrogatorio, è stato arrestato al centro commerciale La Torre nel quartiere Borgo Nuovo e non ha opposto resistenza. Nella sua auto trovata vicino all'abitazione i carabinieri hanno rinvenuto un fucile. Sul luogo del delitto sono state recuperate invece alcune cartucce e adesso i reperti verranno paragonati. Il presunto assassino è stato portato in caserma al comando della compagnia di San Lorenzo per eseguire anche l'esame tecnico necessario per accertare se ci siano tracce di polvere da sparo addosso all'anziano. Le indagini si erano subito indirizzate sul padrone di casa. I carabinieri erano prima andati nell'abitazione dell'uomo ma non lo avevano trovato. Ai militari però i familiari avevano raccontato che il loro congiunto era uscito presto di casa lasciando una lettera nella quale diceva: sto andando a sistemare la questione degli affitti non pagati con l'inquilino. Nessuno però aveva immaginato il drammatico epilogo. Drammatiche le fasi del delitto. L'omicida, secondo la prima ricostruzione a caldo, avrebbe atteso che Leandro Guadagna uscisse dal portone e avrebbe fatto fuoco. I familiari di Guadagna, sentiti i colpi, hanno subito chiamato il 112. Un'ambulanza è arrivata nel giro di pochi minuti, ma ai medici non è rimasto che constatare il decesso. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo ricostruivano il retroscena del delitto. Alcuni testimoni hanno anche raccontato di quelle liti per gli affitti non pagati al padrone di casa e le indagini hanno subito imboccato questa pista che poi ha portato al fermo del proprietario dell'immobile. E in serata il pensionato omicida che si chiama Giuseppe Lacorte, fermato dai carabinieri, ha ammesso le proprie responsabilità davanti al magistrato che lo interrogava. Il delitto sarebbe maturato nell'ambito dei continui dissidi con la vittima che andavano avanti da diversi anni per il mancato pagamento dei canoni d'affitto dell'abitazione dove il 32enne risiedeva con moglie e figli. I carabinieri hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto del pensionato che ora è in carcere in attesa della convalida da parte del giudice per le indagini preliminari.
Fiumi di cocaina sull'asse Catania-Marsala. La droga viaggiava su auto prese a noleggio, 11 gli indagati, 3 in carcere, tra questi un 45enne catanese arrestato nei giorni scorsi in un'operazione dei carabinieri di Catania sul traffico di stupefacenti gestito dal clan Cappello. Laura Spanà. La città di Marsala ancora al centro di un vasto traffico di cocaina, questa volta la droga arrivava da Catania. Nella città lilibetana è stato accertato dai carabinieri ogni mese sarebbero giunti 2 kg circa di cocaina. Con l'accusa di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nella notte i carabinieri della compagnia di Marsala, al termine di una serie di indagini, hanno messo fine a un vasto traffico di cocaina sull'asse Catania-Marsala. Il bilancio dell'operazione antidroga vede 11 indagati, 3 in carcere, 3 a domiciliari con braccialetto elettronico, 5 obblighi di dimora nel comune di Marsala e ancora 2 società di vendita e noleggio veicoli con sede a Marsala e riconducibili ad uno degli indagati sottoposto a sequestro preventivo. Tra le persone destinatarie dell'ordinanza del GIP di Marsala vi è il presunto corriere catanese Lorenzo Agatino Abate, 45enne, arrestato nei giorni scorsi in un'operazione dei carabinieri di Catania sul traffico di stupefacenti gestito dal clan mafioso dei Cappello. 3 le donne finite ai domiciliari. Dalla ricostruzione degli inquirenti, alcuni degli indagati avrebbero organizzato in occasione il trasporto della droga da Catania a Marsala utilizzando autovetture a noleggio intestate a 2 società marsalesi. La cocaina, una volta arrivata in città, veniva ceduta a pusher locali per l'approvvigionamento delle piazze di spaccio cittadine. L'indagine dei carabinieri aveva già consentito di arrestare in flagranza 7 persone e sequestrare 3 kg di cocaina e circa 40.000 euro in contanti provento dell'illecita attività. Nel corso delle indagini i carabinieri avevano anche intercettato e bloccato nei pressi di Marsala un catanese e un marsalese, entrambi percettori di reddito di cittadinanza, che nel vano bagagli di un'auto a noleggio nascondevano 2 lastre di materiale bianco del peso di oltre 2 kg, rivelatisi poi essere cocaina con una percentuale di purezza elevatissima. Lo stupefacente avrebbe fruttato, una volta tagliato, oltre 200.000 euro. Lo scorso 17 febbraio i carabinieri, sempre a Marsala, avevano sgominato 3 gruppi di spacciatori in concorrenza tra loro e ciascuno guidato da una donna. La droga, crack, eroina e cocaina in quel caso arrivava dalla Calabria e da Palermo. Il Consiglio Comunale di Corleone ha approvato all'unanimità la mozione del sindaco Nicolosi che chiede l'allontanamento di Salvo Riina, figlio del boss mafioso, tornato a vivere in paese lo scorso 4 aprile senza aver mai preso le distanze da Cosa Nostra. Emanuela Corsi. Riteniamo inquinante la presenza di Riina a Corleone, che nel libro che ha scritto recentemente, che si intitola Riina, dice Corleone è il luogo in cui possa andare a vivere. No, non è più così. È la ferma posizione del sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, che dice no alla presenza di Salvo Riina, figlio dello storico boss di Cosa Nostra, tornato a vivere in città lo scorso 4 aprile dopo anni di detenzione. Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità nel pomeriggio di ieri la mozione presentata dallo stesso primo cittadino e dalla Giunta per l'allontanamento dell'uomo da Corleone, chiedendo al governo Meloni di intervenire. Il governo nazionale in particolare ha il potere di disporre una residenza diversa, obbligando il soggetto a vivere in un posto diverso. Il comune ha dato la residenza a Riina Junior senza informare il sindaco, che una volta presa la notizia ha subito avviato un'indagine interna con il dirigente dell'anagrafe e il comandante della polizia locale. E abbiamo ritenuto ancora più importante convocare un consiglio partecipato da tutti gli eletti al consiglio comunale di qualsiasi parte politica, che hanno condiviso un documento di rifiuto di ricadute su logiche di mafia rappresentate anche dalla presenza di questo personaggio a Corleone, che non è gradito e di cui chiediamo l'allontanamento. Corleone e i corleonesi, ribadisce più volte Nicolosi, vogliono smarcarsi definitivamente da un passato di mafia e malaffare. Abbiamo colto che questa presenza suscita preoccupazione, suscita forse ancora qualche timore, per cui se lo si incontra per strada lo si saluta cordialmente come non dovrebbe accadere. Tra le motivazioni della richiesta c'è anche il fatto che l'uomo non ha mai preso ufficialmente le distanze da Cosa Nostra. Se dovesse pentirsi e con i fatti, oltre che con le parole, rinnegare il passato che ha rappresentato, che lo hanno caratterizzato lui e la sua famiglia, può vivere a Corleone. Fino a quando questo non avverrà è bene che stia lontano da Corleone.
E sarebbe stata la Calabria l'ultima tappa della latitanza di Matteo Messina Denaro prima di trasferirsi definitivamente a Campobello di Mazara. La pista emersa nel 2016 oggi torna d'attualità grazie a nuovi elementi raccolti dagli investigatori. Intanto il capomafia ha incontrato per la prima volta in carcere Lorenza Lagna, la figlia mai riconosciuta. Sentiamo. È il 3 settembre del 2016. Nicola Accardo, boss della famiglia mafiosa di Partanna, e Antonino Triolo, pure mafioso di Partanna, coinvolti nell'operazione Anno Zero, vengono intercettati dai carabinieri mentre parlano della loro latitante, Matteo Messina Denaro. Dice che Matteo era in Calabria ed è tornato, rivelava Accardo, pensando di non essere ascoltato da nessuno. Gli investigatori non hanno dubbi, si trattava di Matteo Messina Denaro, all'epoca ricercato numero 1 in Italia. Una pista, quella calabrese, oggi tornata d'attualità perché dagli ultimi elementi raccolti dagli inquirenti emerge che l'ultima tappa della latitanza del padrino di Castelvetrano prima del suo trasferimento a Campobello di Mazara è stata proprio la Calabria, e questo grazie alla protezione dell''ndrangheta. Messina Denaro avrebbe trovato rifugio tra Lamezia Terme e Cosenza, città in cui il boss avrebbe avuto anche diversi affari, dai traffici di droga, in cui le ndrine hanno ormai conquistato un ruolo di primo piano, alla realizzazione di un villaggio turistico, e poi gli impianti eolici, business sul quale il capomafia, attraverso l'imprenditore alcamese Vito Nicastri, avrebbe investito anche in Sicilia. Quella trascorsa da Messina Denaro in Calabria, secondo gli investigatori, sarebbe stata però una latitanza simile a quella di Bernardo Provenzano, costretto a nascondersi e a spostarsi più volte. E intanto, dopo i dettagli sull'interrogatorio in videoconferenza davanti al GIP Montalto, che rivelano il carattere irriverente del boss Matteo Messina Denaro e la conferma che il padrino ha ancora dei beni nascosti, si apprende del primo incontro tra l'ex Primo La Rossa e la figlia Lorenza Lagna. Padre e figlia si sono incontrati nel carcere dell'Aquila, dove Messina Denaro è rinchiuso al 41 bis. Lorenza è figlia di Franca Lagna, la donna con cui Messina Denaro ha avuto una relazione. Una figlia mai riconosciuta che, compiuto 18 anni, ha chiesto alla madre di voler vivere la sua vita fuori dalle mura della casa dei Messina Denaro. Padre e figlia si sono incontrati nelle scorse settimane, separati da un vetro come previsto dal regime del carcere duro. Pochi giorni dopo l'arresto del padre, Lorenza aveva affidato il suo pensiero ad una nota ufficiale di un avvocato che smentiva la voce che circolava che avesse rinnagato il padre. Mai più in aula norme a rischio impugnativa. Ad annunciarlo è il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, che oggi ha fatto il bilancio dei primi 6 mesi di legislatura, affrontando anche il tema della scarsa produttività del Parlamento regionale. Qualche ora dopo, lo stesso Galvagno è stato costretto a sospendere i lavori d'aula a causa delle assenze dei deputati. I presenti erano solo 15. Maglio Viola. È necessario essere presenti in aula perché questa è la cosa da fare, lavorare. È il richiamo del presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, che in apertura della seduta dell'Assemblea regionale siciliana nel pomeriggio di oggi è stato costretto a rinviare i lavori perché i presenti erano soltanto in 15. Succede nel giorno del bilancio dei primi 6 mesi di attività del Parlamento siciliano. Un bilancio che è partito necessariamente dalle criticità, ovvero dalla consistente impugnativa di norme pronunciata da Roma nei confronti di parti della legge finanziaria regionale. Una cosa che non deve più succedere, e per questo il Presidente ha annunciato che non tollererà più che vengano trattate norme considerate a rischio. Il Palazzo deve essere trasparente per il Presidente del Parlamento isolano. Ci sembra un atto dovuto e corretto nei confronti dei siciliani e raccontare i nostri primi 6 mesi con tutti i lati positivi e i lati negativi che abbiamo notato in questi 6 mesi. Pertanto è un'operazione verità, raccontare ai siciliani quello che accade dentro il palazzo. L'aula può rimanere aperta anche 24 ore su 24, ha poi detto il Presidente Galvagno sulla scarsa produttività del Parlamento, ma serve che ci sia carne al fuoco. Poi ha giustificato la scarsa legiferazione con una finanziaria corposa che ha risposto a molte esigenze e con i numeri delle commissioni per lo più in linea con il passato. La prossima cosa da fare è lavorare così come tutti i giorni. È chiaro che il lavoro, è vero, non è soltanto dentro il palazzo, ma se si riuscisse a cogliere il sentimento reale dei cittadini e raccogliere le istanze e trasformarle in leggi, forse sarebbe una cosa migliore per tutti. Infine una risposta alla polemica sull'aumento delle indennità Istat. Io la mia quota di aumenti, dice, la do in beneficenza, ha annunciato il presidente dell'Ars. Dopo 1 anno e mezzo di inagibilità è stato restaurato e riconsegnato alla città di Palermo il pontile di Mondello. L'inaugurazione dopo il completamento dei lavori finanziati dall'assessorato regionale delle infrastrutture. Marco Gulla.
Per molti è stato il pontile dell'amore, per altri un punto di riferimento dove incontrarsi. Torna ad essere fruibile il pontile di Mondello, situato davanti alla piazza della Borgata Marinara Palermitana. Ieri è avvenuta l'inaugurazione dopo il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione finanziati dall'assessorato regionale delle infrastrutture. A distanza di 1 anno e mezzo dalla chiusura a causa del sequestro da parte della Capitaneria di Porto per chi è insicuro, è stato restaurato con fondi della regione siciliana. I lavori, in tutto circa 400.000 euro, oltre all'abbellimento estetico, hanno permesso di rifare le strutture portanti, garantendo la sicurezza della passeggiata a mare. Anche l'illuminazione è stata potenziata con luci a LED a basso consumo. La vita di noi palermitani, di tanti turisti che fanno tappa obbligatoria anche in questo molo. Questo molo mi ricorda la mia gioventù, la mia fidanzata, oggi moglie, i miei figli. Chi non ha trascorso dei momenti bellissimi attraversando questo molo, devo dire fantastico ma magico, ecco. Riconsegnato non solo a Mondello ma alla cittadinanza, ai palermitani e ai turisti questa meravigliosa infrastruttura che per Mondello è un simbolo ma anche per la città. Ringrazio veramente chi ha collaborato, il Comune di Palermo, la Regione, l'Assessorato Infrastrutture, il Dipartimento Regionale Tecnico. Tutti hanno fatto la loro parte. E in vista della stagione estiva, il pontile di Mondello è un valore aggiunto per tutta la Borgata Marinara. Credo che non ci sia palermitano che non abbia calcato questo pavimento fino ad usurarlo piacevolmente. È un bene quindi che si sia ripristinato in chiave moderna questo punto che lega Palermo alla sua Borgata Marinara, ma credo che bene abbia fatto la Regione a regalare alla nostra città questo manufatto. Occorre adesso continuare a impegnarsi per migliorare, qualificare, fare crescere ulteriormente la nostra città, che per fortuna continua ad essere meta importante di turismo e di attrazione. Harrison Ford e Johnny Depp saranno fra le star del prossimo Taormina Film Fest che il 23 giugno aprirà i battenti. La Fondazione Taormina Arte si riappropria della gestione e della produzione degli spettacoli. Roberta Lunghi. Sarà la stagione del cambiamento, parola d'ordine per il Taormina Film Fest, così come per la Fondazione Taormina Arte, che considera la stagione estiva 2023 come un anno zero. Lo start proprio con l'attesa 69esima edizione del Taormina Film Fest dal 23 giugno al 1 luglio, con l'annuncio di un primo grande evento internazionale. Ci sarà la proiezione dell'ultima puntata della saga di Indiana Jones, e ci saranno tutti i protagonisti, da Harrison Ford, tutto il cast. L'anteprima dell'ultimo capitolo della saga di Indiana Jones è un primo successo legato al lavoro della direzione artistica del festival, in questo caso dovuto ai rapporti con la Disney del direttore esecutivo e co-direttore artistico insieme a Beatrice Venezzi, Barrett Wiseman. Sul palco del Taormina Film Fest anche Johnny Depp, il 23 giugno invece il gran galà d'apertura. Noi abbiamo deciso di dedicare questo gran galà alla figura di Pavarotti. Ci saranno artisti straordinari, abbiamo un connubio con Nicoletta Mantovani che ha voluto fortemente questo evento a Taormina, quindi partiamo con un evento che aprirà e che concentrerà i riflettori di tutto il mondo su Taormina e sul palcoscenico del Teatro Antico. Per Taormina Arte sarà una ripartenza vera, all'insegna del bello, del ritorno alla gestione interna di tutta la programmazione, delle produzioni e coproduzioni, degli spettacoli in collaborazione con enti e fondazioni nazionali e internazionali, della volontà piena di raccontare Taormina al mondo attraverso l'arte e la sua forte capacità attrattiva. La Fondazione vuole ricominciare a occuparsi della produzione e questo avverrà sicuramente con le produzioni delle opere che porteremo al Teatro Antico quest'anno e che quindi restituiscono alla Fondazione la titolarità di soggetto produttore. Un calendario rivolto alle nuove generazioni con l'arrivo di influencer che proprio a Taormina presenteranno i propri corti, una serata di gala con i nastri d'argento e nell'ambito dello spettacolo dal vivo il programma Arte e Musica dal 2 luglio ad agosto inoltrato con un cartellone ricco di produzioni originali tra cinema, musica, danza e prosa che verrà svelato nei dettagli il prossimo 6 giugno durante una conferenza stampa alla Regione.
E restiamo in tema di cultura, presentato a Catania il volume ricco di saggi, foto e scritti che racconta il tentativo dell'opera di conversione dei gesuiti dalla Sicilia verso India, Cina e Giappone. I professori Lina Scalisi e Francesco Failla hanno curato il libro che testimonia l'azione dei confratelli di Ignazio di Loyola. Sentiamo. Una storia stupenda, piena di oggetti, piena di scambi, piena di ponti culturali. Ignazio di Loyola e i 5 continenti, nella raffigurazione pittorica di un anonimo che trova posto all'interno della chiesa del collegio di Caltagirone, è un gioiello simbolo di questa storia stupenda, all'interno del volume Tracce d'Oriente, a cura dei professori Lina Scalisi e Francesco Failla per la San Filippo Editore, paragonabile a uno scrigno pieno di altri gioielli, tra foto e saggi che raccontano l'azione di coraggiosa evangelizzazione dei gesuiti, paladini di un'opera di conversione dalla Sicilia verso l'Oriente, incuranti di rischi e fatica. Servivano anche 11, 12, 13 mesi di viaggio, con la consapevolezza che non si arrivava alla fine di questo viaggio. Ecco, questa dimensione della scienza, che in qualche maniera è lo strumento razionale con il quale affrontano il viaggio e la conversione, ma anche questa fede straordinaria che diventa sostegno. Credo che questa singolarità oggi, in questo dialogo tra scienza e fede, può essere un ulteriore strumento per affrontare anche la quotidianità. La Sicilia parla ancora oggi della Compagnia di Gesù, con le chiese monumentali, con oggetti, disegni e materiali provenienti dalle Indie, da Cina e Giappone, ma non solo. Ma è anche il racconto di come una prima schiera di uomini sperimentano in Sicilia un laboratorio che sarà poi destinato a formare un'azione di diffusione della fede da parte di questi uomini che erano i primi uomini di Ignazio di Loyola. Di certo l'opera dei gesuiti che si racconta in questo volume, presentato a Catania al monastero dei Benedettini, assurge a esempio di una identità umana che si compie nell'incontro con gli altri. In un tempo in cui questo mondo è devastato dalle diseguaglianze, i gesuiti oggi rappresentano quel punto d'incontro al quale tutti dovremmo aspirare. Adesso ci fermiamo, torniamo fra poco con lo sport. Ben ritrovati, sport protagonista nella seconda parte del nostro telegiornale. Cominciamo dal calcio. Domenica prende avvio la pool scudetto di Serie D. Il Catania se la vedrà in casa col Sorrento nel girone A3, che vedrà protagonista anche la vincente dello spareggio tra Brindisi e Cavese. Ultima partita stagionale al Massimino per i rossazzurri. Lo stadio sarà poi indisponibile per i lavori al manto erboso. Angelo Gagliano. Vinto il campionato, il Catania ha già messo nel mirino lo scudetto di Serie D, un traguardo ambizioso per la giovane società del presidente Pelligra. Si comincia domenica al Massimino contro il Sorrento. Sarà l'ultima partita casalinga stagionale per la squadra di Ferraro, che giocherà, come da regolamento, il secondo turno del triangolare contro la vincente di Brindisi e Cavese in trasferta. In caso di approdo in semifinale, i rossazzurri poi giocherebbero la sfida interna in campo neutro per consentire i lavori di rifacimento del manto erboso del Massimino ed il completamento del restyling dell'impianto di Piazza Spedini. La finale della pool scudetto, lo ricordiamo, è in programma sabato 10 giugno e si giocherà in gara unica. Un'appendice di stagione che il gruppo di Ferraro punta a vincere per regalare l'ennesima soddisfazione ai tifosi e alla città. Ci teniamo tutti a fare bene, comunque sono delle partite dentro fuori. Ma ripeto, noi siamo comunque il Catania, ci teniamo a far bene e vogliamo arrivare in fondo. Poi è normale che tutti noi vogliamo far bene, vogliamo far gol e portare a casa questo scudetto. 7 gol in campionato. De Luca non nasconde di volere proseguire anche per il prossimo anno in rosso-azzurro. Il Catania comunque è una piazza che ti dà tanto sotto tutti i punti di vista, quindi mi ha dato tanto, perché comunque vedere la passione, la gente, i bambini che ti fermano, che ti abbracciano, penso che sia qualcosa di unico, no? Quindi spero di andare avanti con questa maglia. La sfida con il Sorrento di domenica al Massimino è in programma alle 16 e da oggi fino a venerdì la società ha riservato dei prezzi speciali per gli abbonati che al momento dell'acquisto dovranno esibire però la WeCard, biglietti già disponibili anche per i non abbonati. Da domenica scattano anche i play-off e i play-out. Il Licata giocherà il primo turno degli spareggi promozione in trasferta sul campo dell'Ocri, mentre il Trapani ospiterà il Lamezia Terme. Per effetto della ulteriore penalizzazione di un punto alla Real Aversa sono invece cambiati gli accoppiamenti per i play-out.
Sport. Il Ragusa affronterà in casa il Real Aversa, mentre il Paternò giocherà in trasferta contro il San Luca. Tutte le partite sono in programma alle 16. Dal calcio alla pallanuoto, l'Orizzonte Catania ha vinto ai rigori gara 2 della finale scudetto, andando così sull'1-1 nella serie con la SIS Roma. La squadra guidata da Martina Miceli ha dovuto inseguire per quasi tutta la durata dell'incontro. Il pareggio sul 13-13 è arrivato a 40 secondi dalla fine. Poi i rigori chiusi sull'8-7 per l'Etnee con il penalty decisivo di Palmieri nelle immagini. Vedete appunto l'esultanza dopo la vittoria in una gara giocata anche da Tania Di Mario. Gara 3 si giocherà a Roma sabato 13 alle 14, gara 4 è prevista per mercoledì 17 alle 18 a Catania. Bene, tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e una buona serata.